Pochi secondi al via della quinta corsa, una prova di invito per femmine di 4 anni. Favorita la scuderia formata da Beverly Jet e Brooklyn Lux nei confronti di Beautiful Day, che in chiusura di gioco è stata seguita e a quota fissa perlomeno. È passata lei favorita forse per la sgambatura non perfetta di Brooklyn Lux, che però toglie la retina e vediamo se riuscirà a migliorare. 1 Bahia Pax Roberto Vecchione, 2 Baria Ama Leonardo Vastano, 3 Beverly Jet Maurizio Cheli, 4 Bondon GSO Jos Verbeck, 5 Brooklyn Lux Antonio Di Nardo, 6 Brigitte Rock Enrico Bellè, in seconda fila da sola 7 Beautiful Day Alessandro Gocciadoro. Allenamento completato, parte in schiena a Baria Ama Beautiful Day, si ritraggono 4 e 6 e si parte con lotta per il comando, con Brooklyn Lux che è la più veloce dall'esterno, cerca di convergere lungo i birilli nei confronti di Bahia Pax, che ha preso ottima partenza con il numero 1 e rimane seconda alla corda. All'esterno c'è Baria Ama, lungo i birilli Beautiful Day. A largo in seconda pariglia esterna è Beverly Jet, 14 per il lancio iniziale, attacca all'esterno Baria Ama che vorrebbe trovare posto lungo i birilli, posto però non ce n'è. Vediamo se insisterà Leonardo Vastano, fa 28,2 per i primi 400 metri di corsa. Brooklyn Lux in vantaggio nei confronti di Baria Ama all'esterno. Poi Bahia Pax in pariglia c'è Beverly Jet, i primi 600 si completano in 43,5, ha potuto un po' riprendere in mano Antonio Di Nardo, anche se Baria Ama è sempre arrembante al largo. Lungo la corda c'è Bahia Pax, Beverly Jet in seconda pariglia, la terza pariglia al largo la va a fare ora Beautiful Day, quindi ancora Bonton GSO, mentre sceglie le vie brevi Brigitte Rock, 58 per la metà gara. Tende a venire in terza ruota Beautiful Day, che si porta su Beverly Jet e cerca di andare sulla testa della corsa quando siamo al chilometro passato in 1.13,6 con una frazione in 15,5. Riparte Brooklyn Lux perché vede arrivare al suo esterno la sagoma minacciosa da parte di Beautiful Day, le due che vanno a concretizzare il match che era sulla carta a 400 dalla conclusione. Brooklyn Lux in vantaggio, attacca Beautiful Day, 13,9 la dritta di là e Brooklyn Lux ha respinto il primo tentativo da parte di Beautiful Day, che cerca di ripiegare nella sua scia togliendo i tappi. Poi ancora Bahia Pax, Brooklyn Lux con una di margine nei confronti di Beautiful Day all'ingresso del dritto arrivo, 14,4 per l'ultima curva. Brooklyn in vantaggio, Beautiful che prova a tornare, ma Brooklyn ha sempre 1,5 di margine. Brooklyn Lux, nonostante non fosse perfetta a sgambare, fa un numero vero e vince nei confronti di Beautiful Day. Al terzo posto Bonton GSO, 1,56,2 il totale, 1,12,4 il ragguaglio cronometrico per il successo di Brooklyn Lux. Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, i colori di Raffaele Cantelli. In coast to coast Brooklyn Lux, che una volta ottenuta la testa si rende intangibile all'avanguardia. Al secondo posto è Beautiful Day, che si deve però accontentare sulla prestazione mostra da parte della figlia di From Above, che quando trova questa pista va davvero fortissimo. Al secondo dicevamo Beautiful Day, mentre per il terzo posto ottimo il finale da parte di Bonton GSO, che coglie la terza moneta alle spalle di Brooklyn Lux e di Beautiful Day.